Arrestati 2 scafisti a Lampedusa. Altra storia di bestialità che riguarda 2 ragazzine. Omicidio-suicidio nel Palermitano. A Favara la prima scuola in Sicilia intitolata ad Andrea Camilleri. Incontro con l'autore a Realmonte con Andrea Cirino. Una sorta di gemellaggio con il Licata, storica iniziativa che vede impegnate le tifoserie di Acragas e di Licata. Buongiorno da TVA Notizie, apriamo con la cronaca. Arrestati a Lampedusa dalla polizia 2 scafisti, il servizio di Arturo Cantella. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo della sezione investigativa SCO di Palermo e della squadra mobile di Agrigento hanno dato esecuzione a Lampedusa a 2 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla competente autorità giudiziaria a carico di 2 soggetti ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità. In particolare, i fermati entrambi di nazionalità egiziana e uno dei quali minorenne avrebbero agevolato l'ingresso illegale di numerosi migranti conducendo un'imbarcazione che, tra le altre cose, attese le pessime condizioni di manutenzione, ha esposto i passeggeri a un concreto pericolo di vita. Il natante in argomento, con 34 persone a bordo, è stato intercettato lo scorso 23 agosto a 21 miglia nautiche da Lampedusa dagli assetti navali della Guardia di Finanza. Immediatamente le attività di indagine svolte dai menzionati uffici della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Agrigento e la Procura dei minori di Palermo, hanno consentito così di raccogliere elementi gravi, indiziari a carico degli scafisti, che di conseguenza sono stati colpiti dalla misura cautelare in questione. Già dai preliminari le attività svolte, consistenti nella verbalizzazione dei migranti soccorsi, sarebbe allo stato emerso il coinvolgimento attivo dei 2 cittadini egiziani in argomento. Al termine degli atti di rito il maggiorenne è stato associato nel carcere di Agrigento, mentre il minore è stato collocato in una casa di prima accoglienza, entrambi a disposizione della competente autorità giudiziaria. Le attività si inseriscono in più ampio contesto di costante repressione del fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina svolta negli uffici in argomento. E da Palermo un servizio sulla triste vicenda che riguarda 2 ragazzine. Siamo alle solite storie di bestialità. I carabinieri della compagnia di Monreale hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone indagate a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di autorità nei confronti di minori di 10 anni. Il provvedimento è frutto di un'articolata attività investigativa diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotta dalla sezione operativa della compagnia di Monreale, che avrebbe consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati in relazione a reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023 ai danni di 2 sorelle, attualmente di 13 e 20 anni, all'interno dello stesso nucleo familiare. Ad essere arrestati sono stati 3 uomini e una donna, tutti stretti congiunti delle vittime. La donna è ritenuta responsabile in concorso dei reati contestati poiché, pur a conoscenza dei fatti, avrebbe tollerato ed agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. Omicidio-suicidio a Villa Abate nel Palermitano, vittima una donna di 44 anni. Da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell'ex che la perseguitava e del quale non riusciva a liberarsi. L'ennesima vittima di femminicidio è Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi. Lavorava come responsabile marketing in un'azienda agricola. Dal suo assassino Angelo Reina, originario di Valderice, aveva avuto una figlia che oggi ha 4 anni. A niente sono servite le continue denunce della donna, continuamente oppressa dall'ex con il quale non viveva più insieme da tempo. Una morte annunciata, un errore di ingenuità che l'ha fatta cadere nella trappola mortale
mortale proprio nella stessa azienda di famiglia in Contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazzara del Vallo, dove le aveva dato appuntamento proprio Angelo Reina, che poi le ha sparato 3 colpi di arma da fuoco uccidendola. L'assassino si è poi dato alla fuga, terminata vicino Castellammare del Golfo, dove l'uomo si è accostato nella corsia d'emergenza e si è suicidato sparando un colpo con il fucile. Il cadavere è stato ritrovato dagli agenti della polizia stradale nella campagna sottostante dopo la chiamata di un testimone oculare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gli agenti della Polstrada hanno trovato accanto all'auto il fucile dal quale sarebbe partito il colpo. La questura di Trapani sta indagando sul fatto per capire cosa sia realmente accaduto. Il magistrato ha momentaneamente disposto il sequestro del cadavere. Intanto la CISL Palermo-Trapani interviene sull'ennesimo caso di femminicidio. Siamo davvero in stato di emergenza. La violenza contro le donne, fra le mura domestiche e fuori, sembra dilagare in modo sconvolgente nelle nostre città. Bisogna costruire un fronte unico contro questi fenomeni, creare politiche adeguate che consentano alle vittime di uscire dall'incubo, sostenere di più i centri antiviolenza che spesso si sostituiscono alle istituzioni nell'affiancamento in questo percorso di liberazione, e serve fare una seria prevenzione attraverso centri di recupero e riabilitazione che agiscano sugli uomini. Ad affermarlo Leonardo Lapiana, segretario generale CISL Palermo Trapani, e Delia Altavilla, responsabile del coordinamento donne CISL Palermo Trapani. Estorsione nel settore del commercio è stata scoperta a Giardini Naxos. Vediamo di che si tratta. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare che dispone gli arresti domiciliari con contestuale sequestro di disponibilità finanziarie per un valore di 12.730 euro nei confronti di un imprenditore di Giardini Naxos ritenuto responsabile del reato di estorsione ai danni di 2 dipendenti. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale della Città dello Stretto su richiesta della Procura della Repubblica di Messina interviene nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Nello specifico, le Fiamme Gialle della compagnia di Taormina hanno eseguito mirati accertamenti dai quali sarebbe emerso, secondo l'impostazione accusatoria, che un imprenditore operante nel settore del commercio di articoli medicali e ortopedici, dopo un breve periodo di impiego in nero, aveva assunto 2 dipendenti con un contratto di lavoro che prevedeva un numero di ore inferiori a quelle realmente prestate, con la promessa di un futuro aumento di stipendio. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, consistite in complesse ricostruzioni documentali, intercettazioni ambientali e accertamenti bancari, consentivano di accertare che il predetto imprenditore, a fronte dell'aumento dello stipendio in busta paga, avrebbe costretto nell'ultimo triennio le dipendenti a restituire quota parte dello stesso in contanti con la minaccia di licenziamento in caso di rifiuto. In conclusione, l'odierna operazione testimonia l'impegno della Guardia di Finanza, vieppiù in ragione delle specialistiche funzioni di polizia economico-finanziaria, nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nel corretto assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali. E dopo l'ampia pagina di cronaca parliamo di scuola. A Favara, la prima scuola a portare il nome di Andrea Camilleri, il servizio di Giuseppe Moscato. È a Favara la prima scuola in Sicilia dedicata allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano. La cerimonia di intitolazione dell'istituto comprensivo, che da oggi porta la denominazione Andrea Camilleri, si è svolta alla presenza della nipote del celebre scrittore Arianna Mortelliti, che dal nonno ha ereditato la passione per la scrittura. Intitolazione voluta fin dal giorno del suo insediamento dalla dirigente scolastica Rosetta Monreale, che è riuscita a coinvolgere tutte le istituzioni comunali, provinciali e anche regionali sulla bontà della sua iniziativa. Però giornata storica io la definisco giornata epocale, perché
perché organizzare e mettere in moto una macchina organizzativa di questo spessore non è stato facile, perché abbiamo iniziato con l'intitolazione al comprensivo ad Andrea Camilleri, per poi contestualmente denominare tutti gli altri 4 plessi, al Bersagliere Urso, Antonio Mentola, Luigi Pirandello e Mentola Vaccaro. Cosa li accomuna questi eroi, perché io li definisco eroi? Li accomuna l'attaccamento verso la propria patria e l'amore per la cultura. Voi siete il primo istituto in Sicilia che avete dedicato il vostro nome ad Andrea Camilleri. Sì, e quando si dedica un istituto, il primo istituto in Sicilia, ha un altro effetto, perché si avvicina al nostro stile e questo mi ha fatto molto piacere. Ecco, Camilleri entrerà in questa scuola anche sui libri? Sì, e a breve faremo anche qui la settimana dedicata ad Andrea Camilleri. L'intitolazione dell'istituto comprensivo è stata completata con la denominazione dei 4 plessi che lo compongono alle figure del bersagliere Giuseppe Urso, medaglia d'argento al valor militare, caduto nel 1866 sul campo di battaglia di Custozza, allo scrittore favarese Antonio Russello, alle figure del filantropo barone Antonio Mendola e del capitano Antonio Vaccaro, avvocato, letterato che fu anche sindaco di Favara, e al premio Nobel agrigentino Luigi Pirandello. Presenti alla cerimonia il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, unitamente alle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia. Suggestiva e particolarmente significativa per la pace ritrovata la cerimonia di denominazione del plesso dedicato al bersagliere Giuseppe Urso, dove a rendere omaggio all'eroe di Custozza era presente il generale di divisione Maurizio Scardino, comandante militare dell'esercito in Sicilia, con la fanfara dei carabinieri e una nutrita delegazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Noi che inauguriamo il primo istituto comprensivo Andrea Camilleri della Sicilia, e per noi è una questione d'orgoglio, anche perché dedicato a un personaggio che ha saputo portare la sicilianità, quella bella, in giro per il mondo. E poi è stata l'occasione per rinominare ufficialmente molti dei nostri istituti, tra cui la Bersagliere Urso, dedicato a un eroe della nostra città che è morto per difendere la patria, e tanti altri personaggi, lo scrittore Antonio Russello e Pirandello, che tutti conoscono. È stata ed è fino adesso una bellissima giornata e ci sta dando la possibilità di mostrare il volto buono, bello della cultura, dell'accoglienza, della convivenza all'intera comunità agrigentina e siciliana. Quindi la cerimonia ufficiale di intitolazione nel plesso Mendola Vaccaro, con il taglio del nastro e la scopertura del busto bronzeo dedicato a Camilleri, realizzato dallo scultore agrigentino Peppe Cacocciola. Un momento che sarà ricordato anche con un annullo speciale che Poste Italiane ha dedicato allo scrittore su bozzetto disegnato dall'artista agrigentino Sergio Criminisi, che ha curato anche il nuovo logo istituzionale dell'istituto. Alla nipote Arianna, la pittrice favarese Amelia Russello ha consegnato una sua tela raffigurante il nonno Andrea Camilleri. E per me è un onore essere stata invitata qui alla scuola di Favara, che verrà intitolata a nonno, tra l'altro nel giorno del suo compleanno. È un onore per me, per tutta la mia famiglia, che si trova invece a Roma, al Fondo Andrea Camilleri, dove ci saranno ovviamente altri eventi dedicati a nonno. Un nome illustre, quello di Camilleri, riconosciuto universalmente, è un peso importante. È un peso importante, però devo dire, quando nonostante nonno abbia raggiunto il successo in tarda età, io ero comunque abbastanza piccolina, quindi sono cresciuta con un nonno così, e per me è sempre stato motivo di orgoglio. Che vuol dire il nonno porta il nome e dà l'intitolazione a una scuola? Beh, è un grande orgoglio, perché comunque nonno aveva un'idea tutta sua della scuola, soprattutto come luogo di inclusione, anche perché lui ha avuto un'esperienza molto particolare a scuola, in cui a causa delle leggi razziali un suo compagno con cui aveva stretto amicizia gli era stato impedito di seguire la scuola, quindi che fosse tutto il contrario di quello che era stato invece il suo esempio di scuola. Record di nascite di tartaruga marina a Lampedusa. Arturo Cantella. Proseguono a Lampedusa con successo le schiuse dei primi nidi di tartaruga marina caretta caretta, deposti a partire da giugno e costantemente monitorati e sorvegliati
dal personale e dai volontari di Legambiente Sicilia, che gestisce la riserva naturale regionale Isola di Lampedusa. Quest'anno, afferma Legambiente, si è toccato il record storico e mai registrato in oltre 30 anni di monitoraggi di ben 15 nidi, di cui 11 sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Il massimo sinora si era avuto nel 2016 con 9 nidi in tutta l'isola. A oggi sono nate 583 piccole tartarughe che hanno raggiunto con successo il mare. Gli operatori della riserva naturale, subito dopo le deposizioni, avevano provveduto a recintare i nidi per garantire la salvaguardia delle uova. Questa attività rientra nel programma di monitoraggio portato avanti a Lampedusa da Legambiente e dalla riserva naturale su autorizzazione del Ministero e dell'ISPRA. La stagione riproduttiva è ancora lunga e nelle prossime notti molte altre tartarughe continueranno a nascere, verranno prelevati dati biometrici e un rapporto completo verrà presentato da Legambiente al termine della stagione riproduttiva a fine ottobre. Legambiente vuole quindi ringraziare la Guardia Costiera di Lampedusa per il supporto e la collaborazione avuto in questi mesi con le ordinanze a tutela dei siti di riproduzione esterni alla riserva naturale e auspica che i risultati positivi siano oggi ottenuti in termini di conservazione della natura e di regolamentazione della fruizione balneare, come il contingentamento degli accessi sulla spiaggia dei Conigli. E quindi Legambiente ringrazia anche il sostegno dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, siano di sprone per rafforzare le azioni di tutela ambientale ed estenderle all'intera fascia costiera dell'isola, sottoposta a numerose pressioni. Incontro con l'autore a Realmonte, Andrea Cirino, con il suo ultimo libro, Tutta colpa di Solone. Ci sono le interviste. Un altro appuntamento che si inserisce nell'ambito della promozione culturale del territorio di Realmonte è appunto quello di stasera, con la presentazione di un testo molto bello, molto divertente, che mette al centro il tema della politica. È di Andrea Cirino, Tutta colpa di Solone. Che dire, abbiamo discusso sul significato della politica, della democrazia e su come questi temi devono essere portati alle nuove generazioni per costruire un futuro consapevole dove i ragazzi abbiano capacità di discernimento anche politico e molta consapevolezza su dove sono e su dove vogliono andare. Come sindaco del territorio quindi non posso che manifestare ancora una volta tutta la mia soddisfazione e ringraziare il professore Carrubba, che ancora una volta ha dato prova della sua grande professionalità ed esperienza e ci ha aiutato a fare la differenza. Devo ringraziare il sindaco Lattuca, la sindaca Lattuca, perché ha saputo organizzare queste manifestazioni culturali qui a Realmonte, dove hanno visto appunto tantissimi uomini di cultura, scrittori e tanti altri personaggi. Questo è importante perché fa capire che la sindaca ama questa città. Stasera abbiamo presentato questo mio libro, Tutta colpa di Solone, dove io cerco di mettere in luce alcune criticità del mondo della politica. Io quando ho scritto l'idea che mi è venuta di scrivere questo libro guardavo la Valle dei Templi, quindi guardavo cosa hanno fatto i greci 2400 anni fa, le bellezze che hanno costruito nella nostra città, dove Pindare appunto l'ha definita la città più bella dei mortali, mentre oggi noi siamo senza un'autostrada, senza le ferrovie e senza un aeroporto e siamo agli ultimi posti, diciamo, della cultura, di qualsiasi cosa. Abbiamo avuto il privilegio di essere nominati capitale della cultura. Questo è importante, speriamo che il nostro sindaco e questa amministrazione possa far decollare questa nostra martoriata città. Nel libro ci sono 3 componenti fondamentali, ce n'è una romantico-sentimentale dove il protagonista, che poi sarebbe anche l'autore, ripercorre alcuni luoghi dell'infanzia e li rivive proprio con un'atmosfera molto graziosa. Una seconda fase è quella della denuncia, dove nel libro si coglie che c'è uno spaccato di quel tipo di politica rispetto al quale il protagonista naturalmente è insofferente. Poi c'è un terzo momento, quello finale, che è quello della speranza, quando
il protagonista Niria, che poi si identifica sempre con l'autore, richiama la figura del padre, una persona semplice, un onesto lavoratore che non ha voluto mai avere contatti con la politica. Allora il messaggio qual è? Che probabilmente questa politica che oggi è incanalata verso una deriva che sembra inarrestabile, probabilmente grazie ai cittadini che si rinsaveriranno avrà la possibilità naturalmente di cambiare le cose e di poter guardare con speranza a un futuro migliore. Tutta colpa di Solone di Andrea Cirino, un romanzo che ha un valore storico, delinea, è come se facesse l'autore una sorta di radiografia su quello che è il disegno politico-sociale sia ai tempi di Solone, per tracciare, come dire, meglio quella che è la nostra realtà e la quotidianità. Quindi è un testo che vuole denunciare, criticare e ragionare su quelli che sono i fatti economici, politici e sociali del nostro tempo. La 14ª edizione del premio Pippo Montalbano, in programma il prossimo 23 settembre alle 20:30, avrà come sfondo la casa natale di Luigi Pirandello. Si terrà infatti nel piazzale Caos la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il ricordo di Pippo Montalbano ogni anno è possibile grazie ai figli, in primo luogo Caterina, che si dedica con grande amore all'organizzazione dell'importante premio. Ed è stata lei sul proprio profilo di Facebook ad annunciare l'evento svelando 2 nomi dei premiati. Per la sezione prosa e narrativa il premio Montalbano 2023 andrà alla scrittrice Francesca Maccani. Riconoscimento anche al promotore culturale Alessandro Accurso Tagano. E questa sera alle 21 a Licata è in programma il Galà Mariano dell'Aurora di Pippo Calandrino, un momento di preghiera, arte, musica e spettacolo. A presentare l'evento sarà Margherita Trupiano. Strade e ANAS. All'Ars c'è stato un interessante incontro sui cantieri aperti che riguardano il territorio agrigentino. Arturo Cantella. I consiglieri comunali di Agrigento, Zicari, Amel e Bongiovì hanno avuto un'audizione in 4ª commissione legislativa all'Assemblea regionale siciliana, incontrando l'ingegner Celia, rappresentante dell'ANAS. Questo in sintesi i risultati del colloquio avuto. Premettiamo ringraziando la 4ª commissione legislativa dell'Ars per lo spazio che dedicano al nostro territorio. Per noi è davvero importante che nelle istituzioni entra la voce degli agrigentini costretti da decenni a una marginalità infrastrutturale che deve finire entro il 2025, anno in cui la nostra città sarà capitale della cultura. Grazie anche all'attenzione posta dal governatore Schifani, riferiscono i 3 consiglieri comunali di Agrigento, Zicari, Amel e Bongiovì, entro il 2024 dovrebbero chiudere praticamente tutti i cantieri in essere. Entriamo nello specifico: entro il 2024 termineranno i lavori sull'Agrigento-Palermo, salvo poi aprire i lavori puntuali, quindi poco rilevanti ai fini del traffico, sugli svincoli di Castronovo e San Giovanni Gemini. L'Agrigento-Caltanissetta vedrà l'apertura della prima canna verso Agrigento già nei primi del 2024 e successivamente quello verso l'autostrada. Sui viadotti Milena e Maddalusa dovrebbero a breve terminare i lavori e anche sul viadotto Acregas è altissima l'attenzione. Ci auguriamo che alle parole sentite oggi seguono i fatti. E in merito alla tangenziale di Agrigento del costo di circa 2,5 miliardi e della chiusura dell'anello Gela-Castelvetrano del costo di circa 1 miliardo, le procedure sono in fase avanzata, per le tangenziali in fase di conferenza di servizi, per la Gela Castelvetrano in fase di dibattito pubblico che verrà condotto da ANAS. Sulle somme però sono ancora da reperirsi e qui lanciamo un accorato appello a tutta la deputazione, al governo nazionale e regionale: perché non utilizzare i fondi del PNR? Queste opere non entrano nel PNR, questo è il quesito finale che si sono posti i consiglieri comunali Zicari, Amel e Bongiovì al termine dell'audizione in 4ª commissione all'Ars con il responsabile dell'ANAS, ingegner Celia. L'importanza di avere l'etichetta sulle bottiglie di vino. Vediamo perché.
Per una bottiglia di vino l'etichetta rappresenta tutto ciò che abbiamo per identificarne il contenuto prima di berla, ma oltre alle informazioni obbligatorie il vino racconta storie di luoghi, tradizioni e sentimenti, una narrazione che può diventare coinvolgente e immersiva grazie alla realtà aumentata. Non occorre indossare visori o caschi, ma molto più semplicemente basta inquadrare un'etichetta con lo smartphone per vederla animare ed avere accesso a dettagli e informazioni sull'azienda produttrice, sul vino, sulle sue caratteristiche, sul territorio di provenienza, sugli abbinamenti con cibi per esaltarne il sapore. Un'esperienza personale, facilmente accessibile, che non sostituisce, ma al contrario amplifica le emozioni che si stanno vivendo. Oggi il progetto di realtà aumentata Realcami, applicato alle etichette del vino, è al centro di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Associazione Nazionale Città del Vino, che raccoglie ben 460 comuni italiani con un'affermata tradizione vitivinicola, e la 1-1 che ha elaborato il progetto. La finalità è quella di sperimentare un nuovo strumento di promozione, di commercializzazione attraverso appunto lo strumento della realtà aumentata, che consente di dare maggiore visibilità alle aziende attraverso il rendere le etichette interattive, maggiormente informative, maggiormente cariche di informazioni. Con questo protocollo Città del Vino, che io rappresento a livello nazionale, si candida a promuovere questo progetto innovativo attraverso i comuni nelle aziende vinicole. Ricordo che oggi l'etichetta è uno strumento di straordinaria promozione non solo dei vini ma delle aziende e dei territori, e quindi l'innovazione e l'innovatività della realtà aumentata sicuramente darà un contributo in particolare alle piccole aziende, alle piccole e micro aziende vinicole, per far sì che loro siano più presenti, più incisivamente presenti sul mercato e possano raggiungere sempre maggiori clienti. Anche per i comuni è una innovazione importante, perché consentirà di creare degli itinerari turistici per così dire immateriali, quindi senza l'utilizzo di cartellonistica fisica, ma attraverso appunto degli strumenti che consentono di seguire un percorso attraverso le cantine, non solo, ma anche attraverso i beni ambientali, naturali e artistici dei territori. Dal 10 al 17 settembre a Cammarata si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani. Le celebrazioni avverranno presso la Chiesa Madre e la Chiesa di San Domenico. A Palermo il via del progetto 1000 occhi sulla città, intesa tra prefettura e istituti di vigilanza. Avranno compiti genericamente di osservazione e informazione nell'ambito della sicurezza complementare, che è l'attività che svolgono abitualmente gli istituti di vigilanza. In più abbiamo dato loro questo compito di osservazione sulla sicurezza anche degli istituti scolastici, che sono, come voi sapete, stati negli ultimi tempi preda di atti vandalici, e quindi volendo anche fronteggiare attraverso occhi in più. Non a caso questo protocollo si chiama 1000 occhi sulla città, proprio le attività delle scuole, garantire la sicurezza anche da un punto di vista della strutturazione delle scuole, che non vengano sottoposti a atti vandalici. Si deve conciliare questa attività di osservazione con l'attività sul territorio che ciascun istituto di vigilanza svolge, e quindi nell'ambito dei loro giri, della loro sorveglianza. Quindi non si cambierà la loro attività abituale, si aggiungeranno nell'ambito della loro attività anche questi obiettivi specifici, ma oltre a questi sarà compito anche degli istituti di vigilanza quello appunto di osservare anche altre attività che possono essere da loro notate con riferimento sia all'ordine e alla sicurezza pubblica, quindi oggetto di apposita attività di informazione delle forze dell'ordine attraverso il 112, il numero unico europeo, l'112, sia per quanto riguarda la sicurezza urbana attraverso un'informativa alla polizia municipale. L'amministrazione comunale sta traguardando fondamentalmente 3 obiettivi sul piano della sicurezza. Il primo è quello di concorrere
secondo le proprie funzioni al lavoro e alla pianificazione che avviene all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il secondo, al quale fa riferimento in particolare questo protocollo, oggi firmato e proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura, è quello di potenziare e complementare le forze presenti sul territorio per il controllo di un territorio che è particolarmente, diciamo, articolato e socialmente complesso. La terza linea di intervento è ovviamente quella di affidarci sempre di più ai controlli a mezzo di tecnologie e di sistemi avanzati di monitoraggio, e questo è il senso, la direzione e la prospettiva della Control Room. Iniziativa anche ad Agrigento dei Lions su Zaino Sospeso, il servizio di Arturo Cantella. Tra qualche giorno gli alunni andranno a scuola per frequentare il nuovo anno scolastico. Uno dei capitoli di spesa più importanti per le famiglie sarà il rincaro dei libri. Quest'anno per gli assoutenti si parla addirittura di un 4% in più sui libri di testo e un 9% in più per il corredo scolastico e le dotazioni, mentre un 2% in più per quelle tecnologiche, per un ammontare complessivo di circa 95 euro al nucleo familiare rispetto al 2022. Pertanto, sulla scia del caffè sospeso di Napoli nasce l'iniziativa Zaino Sospeso, che permetterà di dare una mano concreta alle famiglie in difficoltà. Un intervento importante in tal senso è stato messo in campo dall'associazione Lions Club International per garantire il rientro in classe in piena tranquillità tra qualche giorno, una forma di sostegno insomma preziosa per quelle famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà economica dovuto alla perdita del lavoro o alla cassa integrazione, o per venire incontro a quei nuclei familiari che un reddito o un lavoro ce l'hanno, ma nonostante questo i soldi che entrano a fine mese sono troppo pochi e pertanto rischiano di non poter sostenere le spese relative al materiale scolastico. L'obiettivo quindi dei Lions è quello di raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni, nessuno escluso, di avere sul proprio banco tutto quello che occorre: penne, quaderni, matite, astucci, insomma il materiale didattico che finirà in una sorta di carrello sociale distribuito a chi si trova in difficoltà. Anche il club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal dottor Gioacchino Cimino, aderisce a questa iniziativa, lanciando un appello: dona anche tu il materiale scolastico per i bambini meno fortunati. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi aderisce e partecipa al service Zaino Sospeso, raccolta solidaria di materiale scolastico. Si possono donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomma, zaini, diari e libri. Si ringrazia in tal senso la cartoleria Tutto lo Mondo di Agrigento e la cartoleria SC di Siracusa Pietro a Porto Empedocle, che rappresentano i punti di raccolta dove ognuno potrà donare e aderire a questa iniziativa. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Oggi e domani si celebra la Madonna Nera di Tindari, c'è il servizio. Ogni anno nelle giornate del 7 e dell'8 settembre nel santuario Maria Santissima del Tindari si celebra la Madonna Nera. Migliaia di fedeli si recano a piedi o in auto sul promontorio che si erge sul Golfo di Patti fino a raggiungere il santuario. L'origine della devozione alla Madonna Bruna sembra risalire molto indietro nel tempo. Secondo la tradizione, una nave di ritorno dall'Oriente, probabilmente verso la fine dell'VIII secolo, portava nascosta nella stiva un'immagine della Madonna affinché fosse sottratta alla persecuzione iconoclasta. Mentre l'imbarcazione si trovava nelle acque del Tirreno, improvvisamente arrivò una tempesta che la costrinse a rifugiarsi nella baia del Tindari, nell'odierna località di Marinello.
Quando i marinai decisero di riprendere il viaggio, non riuscirono a spostare la nave. Dopo vari tentativi, pensarono di alleggerire il carico e solo quando scaricarono la cassa contenente il simulacro della Vergine riuscirono a salpare. I marinai della baia di Tindari tirarono la cassa galleggiante e vi trovarono la preziosa immagine della Madonna, che fu trasportata nel luogo più alto e più bello del promontorio, dove esistevano una piccola chiesa e una comunità cristiana. Il Colle del Tindari divenne così il sacro e mistico Colle di Maria. La Madonna Nera fu subito custodita nella piccola chiesa esistente, in seguito più volte ingrandita, per poter accogliere pellegrini sempre più numerosi, attratti dalla fama miracolosa del simulacro. L'attuale basilica santuario di Maria Santissima del Tindari, consacrata alla Madonna il 1 maggio 1979 e nella quale la statua venuta dal mare si trova sopra un trono, sotto l'arco centrale del Sacro Tempio, accompagnata dalla frase Nigra sum sed formosa, sono nera ma bella, contiene al suo interno anche il vecchio santuario. Questo posto è un centro nevralgico di fede e tradizione popolare a cui si legano anche delle suggestive leggende. È uno straordinario luogo di richiamo per pellegrini che vi giungono da ogni parte del mondo in cerca di una grazia, di protezione o di perdono. Il 7 e l'8 settembre, giorno in cui la Chiesa cristiana celebra la Natività della Beata Vergine Maria, hanno luogo un pellegrinaggio molto partecipato e i festeggiamenti in onore della Madonnina Nera del Tindari. Le celebrazioni sono precedute dalla novena di preparazione e culminano nella solenne processione della sera del 7 settembre e nel pontificale di giorno 8, durante il quale avviene l'offerta della lampada votiva che per tutto l'anno brillerà davanti al simulacro della Madonna. La festa della Madonna del Tindari è l'espressione della fede di un intero popolo, la manifestazione visibile di un profondo sentimento che accomuna migliaia di persone che giungono sul Colle di Tindari in questa occasione e durante tutti i giorni dell'anno. Abbonamento agevolato, c'è una proposta a Messina, vediamo. Ieri insieme ai colleghi del Consiglio appunto della terza municipalità abbiamo approvato questa delibera con la quale invitiamo l'assessore alla viabilità e mobilità, il presidente dell'ATM e anche l'assessore ai servizi sociali a prendere in considerazione di dare la possibilità ad una persona diciamo invalida, che ha la difficoltà, comunque che ha una limitazione alla mobilità o che è affetta da una grave forma di invalidità, di avere, a parte il proprio abbonamento ovviamente, la possibilità di fare un secondo abbonamento riconducibile sempre all'invalido, sostanzialmente aperto, in maniera tale che l'invalido possa, nel momento in cui intende usufruire del mezzo di trasporto pubblico, possa avere questo ulteriore abbonamento con sé e darlo all'accompagnatore di turno, perché soprattutto qualche invalido diversamente abile mi ha appunto contattato e poi lo abbiamo anche ha contattato appunto la municipalità, l'intera municipalità, facendo presente proprio questo, ecco, dicendo sostanzialmente noi non abbiamo sempre per esempio ecco, una persona non vedente mi diceva ecco, io non vengo accompagnato sui mezzi di trasporto pubblico sempre dalla stessa persona, quindi siccome questa iniziativa del Comune, dell'ATM è sicuramente un'iniziativa lodevole, anche ovviamente e che ovviamente spinge al trasporto sostenibile, ecco la possibilità di avere un secondo abbonamento senza che ci sia un nominativo, perché è ovvio che altrimenti l'accompagnatore da utilizzare al bisogno, ma soprattutto da utilizzare da parte dell'accompagnatore di turno solo in presenza della persona diversamente abile. Quindi sarebbe sicuramente un bel gesto anche di politica sociale, non soltanto di mobilità sostenibile. Sabato alle 10:30 al Teatro Pirandello di Agrigento si terrà la conferenza stampa per presentare la nuova stagione teatrale 2023-2024. Siamo alla pagina sportiva. Chi ama veramente lo sport di sicuro condivide la sorta di gemellaggio tra l'Acragas e il Licata, come aveva auspicato Marcello Giavarini, l'ex presidente dei biancoazzurri. Il servizio di Arturo Cantella.
Torna in città domenica prossima allo Stadio Esseneto lo storico derby Akragas-Licata esattamente dopo 10 anni. L'ultima volta fu proprio nella stagione 2013-2014, sempre in Serie D. Oggi la buona notizia a seguito di una riunione fruttuosa avuta tra la vicepresidente Roberta Lala dell'Akragas e il questore Emanuele Ricifari per far sì che i tifosi licatesi possano essere presenti anche all'Esseneto, anche seppur parzialmente. La questura ha concesso l'ingresso solo per 150 tifosi licatese nel settore degli ospiti, pertanto sono già disponibili i biglietti, 110 di esse per i tifosi da 17 anni in su, mentre altri 50 per i giovani e le donne fino a 16 anni. Il questore ha messo davanti a sé i vertici delle due squadre, i suoi dirigenti in servizio a Licata per ottenere quello che sembrava impossibile fino a ieri, la promessa da parte degli ultras licatesi di lasciarsi andare a episodi di violenza. Il questore in tal senso è stato abbastanza esplicito: in caso di disordini al via i DASPO e in poche ore scatteranno immediatamente le denunce e quindi l'interessato potrà dire addio a qualunque manifestazione sportiva e la presenza per anni a eventi sportivi. Questa decisione rappresenta ovviamente una grande responsabilità per tutti, nonostante l'osservatore sportivo avesse detto no alla presenza dei tifosi licatesi ad Agrigento. Le forze dell'ordine di Licata hanno anche incontrato il presidente del club giallo-blu Alfonso Di Benedetto, pertanto dopo 17 anni il Super Derby vedrà presente le due tifoserie allo stadio. Anche il club giallo-blu ha rilasciato una nota tramite i propri canali ufficiali. L'obiettivo, come anche per la società biancazzurra, è quello di riuscire a lavorare di comune accordo per non incorrere nella chiusura del settore ospite e nel divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Ricordiamo qualche giorno fa l'appello dell'ex presidente Giavarini, originario di Licata, affinché ci fosse un momento di unione tra le due tifoserie dopo tanti anni. Oggi finalmente qualcosa di diverso avverrà. Il suo è stato il classico esordio da sogno. Arriva in città qualche ora prima, viene convocato e parte dalla panchina. Il tecnico poi lo chiama a partita in corso. Lui risponde con una splendida galoppata in contropiede e la butta dentro. Gol appena 5 minuti dopo l'ingresso. Federico Di Francesco si gode al meglio la magia di Palermo, che lo accoglie subito con l'urlo del Renzo Barbera e con il primo successo in campionato. Grande entusiasmo intorno al nuovo arrivato dal Lecce, anche dalla tifoseria che lo ha abbracciato al Renzo Barbera, dove il giocatore ha firmato autografi e si è presentato ai supporter. Le parole di Di Francesco nella conferenza stampa di presentazione in rosanero. Però dai, a parte questo, ci tenevo a ringraziare prima di tutto la società per l'opportunità, per il fatto di avermi voluto e di averlo percepito fin dall'inizio. I miei compagni che mi hanno accolto subito bene, ne conoscevo molti, quindi questo ha facilitato un po' il mio ingresso, e poi anche i tifosi per il loro calore, perché comunque l'ho percepito da subito e questo penso per un giocatore sia importante. Beh, sicuramente penso che gli stimoli, l'ambizione siano per un calciatore la cosa più importante. Io da quando ho parlato col Palermo ho percepito subito la voglia e quell'ambizione di una società che vuole crescere, che sa che comunque la Serie B è un campionato duro, ma che ha la volontà e la voglia di fare un campionato per essere competitivi, per riuscire a centrare la promozione in Serie A. Sappiamo che è dura perché la B è un campionato duro, ci sono tante altre squadre corazzate, però dobbiamo cercare di dare tutto con l'equilibrio, perché sappiamo che ci vuole soprattutto quello, equilibrio, e poi ci vuole un gruppo forte, un gruppo che nel bene e nel male c'è sempre. Io penso che qui ci siano i presupposti, e poi col fatto che dietro ci sia un gruppo come il City Group che da dietro ci guida, e che comunque è uno dei gruppi, penso il gruppo più importante al mondo per quanto riguarda il calcio. Questo permette comunque alla società di continuare a crescere e di essere sempre ambiziosa, e quindi tutti questi fattori mi hanno portato a scegliere Palermo, anche se devo ringraziare il Lecce per l'opportunità che mi aveva dato. Non è stato facile da un punto di vista emotivo, perché comunque mi sono trovato bene lì, però la voglia e il richiamo di Palermo era tanto, e la voglia di intraprendere questa avventura.
Vi lasciamo con un bellissimo video sulla manifestazione che ha visto protagonisti i carabinieri. A commentare le varie fasi il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Vittorio Stingo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Voleranno su questo cielo con un tricolore. Questo tricolore verrà donato alla città di Agrigento. Tra pochi minuti l'elicottero decollerà dal campo sportivo di Aragona e quindi arriverà sulla verticale. Procederemo adesso alla cerimonia dell'alzabandiera. Fermo!